Ma la poesia non ce l'ha fatta ancora di avere tutto quello che in fondo, in parte, ai poeti gli spetterebbe, no? Che sono dei rompiscatole, però, cacchio, così ogni tanto si prendono, no? Mettono insieme delle cosine che non sono così facili anche da stare insieme. E non ci sono neanche le parole, no? Io non sapevo neanche come si facevano i libri. Siamo degli incoscienti, se volete, ho 3 capannoni di libri invenduti. Grazie. Ragazzi, adesso ho capito, e poi bisogna capire perché bisogna andare di là nell'acqua sempre. Lei che prima parlava di Gabice, io ho vissuto 3 anni anche cattolica, ma siccome ero nato in montagna venivo su a Gabice Monte sempre, forse gliel'ho già detto. Beh, forse non ci sono contati. Adesso hanno fatto lì a Pignotti, che è un poeta visivo, che ha una moglie di Pesaro, gli hanno dedicato una stele di quelle in una rotonda nelle piazze, no? Dove comincia la Flaminia. Pignotti vive a Roma, ha 99 anni, è di Firenze, è un grande poeta visuale e c'è una bella mozza anche lì. Ecco, 3 che non era poi brasiliano di origine, perché Paolo Bruschi non è sicuramente un nome di recito, ma è ancora vivo e fa delle cose straordinarie. A proposito di video, faceva dei video con delle fotocopie a colori eccezionali, perché non si poteva a quel tempo in Brasile, era proibito fare dei video, non si poteva fare fotocopie. Vabbè, speriamo, ecco, la vita si avvicenda. Io sono figlio di una licenza, a quel tempo i nostri si erano messi in testa di fare l'impero, peccato che è andato comunque. Mi fermo qui. Grazie. La poesia visiva è un altro aspetto di cosa sono le parole. Speriamo di poter pubblicare quando non si parlava, quando non si diceva cos'era una casa, questi atti, gli atti, questo tuo intervento, sarebbe bello pubblicarlo agli atti. Sì.